C'è il rischio che scricchioli qualcosa nella maggioranza? Se l'approccio è un approccio radicale, francamente penso di sì. Il tema che potrebbe fare scricchiolare la maggioranza, secondo il consigliere di Azione Italia Viva Renew Europe Pier Enrico Scalettaris, è quello dell'aumento delle tariffe dei parcheggi cittadini, un tema sollecitato dall'assessore Marchiol come soluzione a un sistema di sosta, quello attuale, troppo ingessato, come ha spiegato ai nostri microfoni. Filosofia su cui non tutta la maggioranza è d'accordo. Noi non abbiamo nessuna intenzione, per quanto ci riguarda, di dare un via libera a un aumento generalizzato del costo della sosta, perché lo riteniamo semplicemente che non ha nessuna giustificazione. SSM non ha assolutamente bisogno di soldi, anzi SSM fa utili, che già è per una partecipata qualcosa che a me sempre lascia perplesso. La dico diversamente: se SSM dice, o noi diciamo SSM meglio, aumentiamo facciamo un aumento delle tariffe, perché con quei fondi in più che avrai fai tu l'ampliamento del parcheggio Moretti, questo mi sembra anche una cosa che possa essere ragionevole, nel senso che c'è un fine. Ma se l'aumento è fatto solo per rendere più complicato venire in città le automobili, ecco, questo francamente noi non siamo d'accordo. La prossima sarà la settimana dei tavoli, dove si affronterà l'argomento in maggioranza tra lunedì e martedì per provare a trovare un accordo che eviti gli scricchiolii. Perché su queste cose un approccio radicale per noi, io dico del mio gruppo, non è l'approccio corretto su questo tipo di temi. Quindi poi starà alla buona volontà di tutti fare in modo che non scricchioli niente.